Se dovesse riassumere in poche parole la storia della vostra attività, quali termini citerebbe per primi? Guardi, i nostri due valori fondamentali della nostra attività sono il grande assortimento e i prezzi bassi tutto l'anno. Noi vogliamo dare accessibilità di prodotti di qualità a tutti i portafogli, diciamo, a tutti i nostri clienti. Vogliamo che noi non facciamo tessere, perché vogliamo che tutti i nostri clienti abbiano la possibilità di poter spendere risparmiando nei nostri supermercati. Il suo settore subisce sia l'oscillazione dei mercati alimentari sia le preferenze e le tendenze del mercato. Com'è possibile mantenere un equilibrio in questo bilancio? Guardi, io penso che questa sia una domanda anche un po' legata alla riorganizzazione interna della nostra azienda. Diciamo che siamo consapevoli che le esigenze del cliente di oggi si evolvono sempre più velocemente, sia da un punto di vista etico, con l'alimentazione vegana e vegetariana, sia per chi ha delle necessità come il prodotto senza glutine o senza lattosio. E naturalmente il nostro scaffale è cambiato di conseguenza, presentando una gamma sempre più completa di prodotti. Per un po' di tempo si è parlato di supermercati digitali. Ecco, lei quale pensa possa essere il futuro dei supermercati fisici invece? Allora, devo dire che il periodo Covid ha dato una grossa accelerata all'e-commerce. Io penso che anche in futuro l'ipermercato esisterà sempre, il supermercato, perché il cliente le abitudini le mantengono sempre, non è che le buttino via così. Però giustamente la nuova generazione di giovani porta più a un mondo digitale, questo lo vediamo, e anche noi ci stiamo preparando, anzi siamo già pronti qua penso già entro la fine dell'anno di partire appunto con l'e-commerce per una spesa digitale online. Oggi per parlare di sostenibilità si parla di cibo sintetico. Guardi, io sono sincero, le dico che con tutta sincerità che sono un amante delle tradizioni. Guardo un po' con sospetto nel cibo sintetico. Io penso anche che mangiare bene la tradizionalità che ci ha accompagnato tutti questi anni non la lasceremo. Però giustamente le cose cambiano, le generazioni cambiano. Anche a questo cibo sintetico saremo attenti anche in questo.